Meningite da meningococco, 15enne del Monte Bellunese ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, scattata la profilassi per 40 persone tra familiari, amici e compagni di classe. Individuato ed arrestato dai carabinieri il 50enne romeno che ieri aveva coltellato la moglie a Palù nel Veronese, scappando imponente caccia all'uomo conclusasi nelle campagne. La donna intanto migliora. Il PD Veneto lancia la campagna per chiedere alla Regione di abbattere i tempi d'attesa, rispettare i criteri di priorità e garantire il diritto alla salute. L'attacco nel 2022, 13 milioni di prestazioni inevase dalla sanità pubblica. Affitti calmierati per gli alloggi dei dipendenti degli uffici giudiziari, accordo tra Ministero e Comune alla presenza del ministro Nordio. Vasi distrutti, lumini rubati, decorazioni rotte, denunciati. 2 minorenni avevano vandalizzato il cimitero di Porcellengo di Paese. Dal trevigiano Rudy Zanatta alla veronese Carlotta Mancini, 4 veneti premiati al Quirinale da Mattarella con l'onoreficenza al merito per le loro attività benefiche. Aspettando l'adunata degli alpini, domani sera dalle 21 in diretta dal Duomo di Motta di Livenza vivremo le emozioni alpine nei brani più suggestivi e indimenticabili interpretati dal coro dei cori. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Meningite, nuovo caso nella Marca, un 15enne ricoverato in rianimazione all'ospedale Cafoncello di Treviso, una quarantina le persone sottoposte a profilassi tra familiari, amici e compagni di scuola. Torna all'incubo meningite. Un ragazzo di 15 anni del Monte Bellunese è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso. Il giovane, che frequenta una scuola superiore, ha manifestato i primi sintomi della malattia mercoledì sera. Giovedì è stato portato dai familiari all'ospedale di Montebelluna, dove, dopo diversi accertamenti, è stata diagnosticata la meningite. Il 15enne è stato quindi trasferito al Cafoncello. In terapia intensiva a Treviso, ma è stabile, ringraziando Dio. È stato preso in tempo, quindi noi siamo anche convinti di riuscire a recuperarlo. Stiamo ovviamente trattando i 20 familiari con la terapia antibiotica, chiaramente specifica, e la stessa cosa faremo con gli studenti della classe. Sono dunque una quarantina le persone sottoposte a profilassi tra familiari, amici e compagni di scuola del giovane. Non ci devono essere allarmismi assolutamente, perché la cosa è contenuta, quindi non ci sono problemi. Trattiamo giustamente i contatti stretti, perché questo bisogna farlo. Il caso del 15enne del Monte Bellunese arriva da appena un mese dalla tragica scomparsa per meningite fulminante di Tommaso Fabris, il 17enne di Tezze sul Brenta, talentuoso cestista del team basket riese. Ma su questo secondo caso, in poco tempo, che sta allarmando le famiglie, rassicura il direttore Benazzi. Questa è la stagione, voglio dire, è abbastanza normale, soprattutto nei minori, che questo avvenga. L'importante è riuscire a individuare subito i sintomi, febbre alta, nausea, mal di testa, eccetera, andare al pronto soccorso e poi essere presi. Ecco, non creiamo allarmismi assolutamente, perché nel corso degli anni abbiamo avuto questi casi, quindi la numerosità è uguale a quella degli altri anni, 2, 3, 4 all'anno all'interno della nostra ULSS, quindi voglio dire non c'è caso di creare proprio problemi. È stato individuato ed arrestato dai carabinieri l'uomo che all'alba di ieri aveva coltellato la moglie nell'abitazione della coppia a Palù e poi ha fatto perdere le proprie tracce. Il 50enne romeno operaio in un'acciaieria vallese di Opeano era nascosto in un campo dove è stato notato da un contadino che lo ha segnalato ai carabinieri. Per le sue ricerche era stata organizzata un'imponente caccia all'uomo con 14 pattuglie e anche l'ausilio di un elicottero e dei droni. Ora il 50enne si trova in caserma per le procedure di rito. Ha trascorso la notte nelle campagne in pigiama e scalzo. Intanto all'ospedale di Borgo Trento le condizioni della moglie, colpita al torace da un fendente, sembrano in lieve miglioramento. E torniamo ora al giallo di Ariano nel Polesine. I 5 fucili sequestrati al vicino di casa della donna morta non hanno sparato. La Procura di Rovigo ha disposto una consulenza tecnica con accertamenti irripetibili da effettuare durante l'autopsia sul corpo di Irkia Nawi, la 32enne mamma marocchina trovata agonizzante martedì pomeriggio dai figli di 8 e 11 anni quando sono rientrati da scuola nella loro casa di Ariano nel Polesine. Dall'esame autoptico si attendono risposte importanti sul giallo della morte della giovane donna, che aveva un piccolo foro alla nuca dal quale usciva sangue. Solo dopo il trasporto in ospedale l'attacco ha rilevato la presenza di un piccolo
proiettile che dovrà essere analizzato. La ferita è stata letale perché nella tarda serata di mercoledì Irkia è stata dichiarata morta. La procura di Rovigo, che indaga per omicidio, parla di ferimento alla testa presumibilmente a causa di un proiettile. L'incarico dell'autopsia verrà affidato lunedì 3 aprile. I carabinieri intanto hanno sequestrato tutti i fucili del vicino di casa che insieme ai figli della donna ha dato l'allarme. L'anziano è un cacciatore, da un primo esame sembrerebbe che nessuno di questi avesse sparato. Gli investigatori stanno cercando un'arma più piccola, una pistola o forse uno sparachiodi. A terra, nel punto in cui la donna è stata trovata agonizzante, non c'era sangue. I figli e il vicino si sono accorti della ferita solo quando hanno girato il corpo, tanto che pensavano avesse sbattuto la testa. Il marito della donna invece si trovava al lavoro. L'ultima ad aver visto Irkia viva è una testimone che ha raccontato ai carabinieri di averla notato la 32enne martedì mattina accovacciata a terra vicino ad un rudere, intenta a raccogliere uova. Risalire a che ora e in che punto sia stata colpita potrebbe chiarire molti dubbi. Il Partito Democratico del Veneto lancia una campagna per chiedere alla Regione di abbattere tempi d'attesa, rispettare criteri di priorità e garantire il diritto universale alla salute. Al via una raccolta firme. Nel 2022 su 29 milioni di prescrizioni mediche la Regione del Veneto ne ha erogate solo 16 milioni nelle strutture pubbliche. Questo significa che le altre 13 milioni di visite o analisi sono state effettuate in cliniche private oppure sono rimasti inevase. Rispetto al 2019, anno di riferimento pre-pandemia, le prestazioni mediche non evase sono aumentate di 1 milione. Il PD regionale parte da questi numeri forniti dalla 5ª Commissione regionale Sanità per lanciare la sua mobilitazione a sostegno della sanità pubblica. Il tema centrale sono proprio le liste d'attesa. C'è una legge, che è la 124 del 98, che è chiara nel dire che nell'ipotesi in cui i tempi non vengano rispettati o quantomeno non venga data l'erogazione correttamente al cittadino che lo richiede sulla base di una prestazione medica firmata ovviamente dal medico di famiglia, il cittadino può rivolgersi all'USD, quindi alla dirigenza, e chiedere anche in via di libera professione intramuraria la prestazione con pagamento ovviamente a carico dell'azienda stessa. Una legge troppo poco conosciuta e così quasi un veneto su 2 è costretto a rinunciare alle cure o a rivolgersi al settore privato pagando di tasca propria per superare i tempi infiniti delle liste d'attesa. Ma anche la Regione Veneto ne è a conoscenza. Noi abbiamo depositato una mozione dove ovviamente chiediamo non solo di pubblicizzare questa procedura perché non è automatica, ma anche di mettere un fondo a disposizione per eventualmente rimborsare le prestazioni. Gli altri punti su cui si concentra la campagna del Partito Democratico a sostegno della sanità pubblica sono la carenza di medici di medicina generale e quello di personale infermieristico e sanitario, soprattutto nei pronti soccorso, e la tutela della salute mentale. Noi non stiamo mettendo in discussione, non finirò mai di ripetere, il valore, l'eccellenza dei medici, degli infermieri, di tutti coloro che sono in grado di prestare un servizio, ma bisogna che i cittadini vengano nelle condizioni di poterlo ricevere, e quindi è un problema di organizzazione regionale che non è più di eccellenza. La salute è anche una questione di tempo molto spesso, e quando non ce l'hai puoi decidere di non curarti, però questo è un fallimento del sistema sanitario regionale che dovrebbe garantire l'uguaglianza dei diritti di tutti. Nei circoli Dem Veneti e online sarà possibile sottoscrivere la petizione. Trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali, ormai è la bagarre. Questa mattina il presidente di ANCI ha invocato la disobbedienza da parte dei sindaci. Non lo farò, dice Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, ma serve umanità, dice, appellandosi al governo. Non bisogna lasciarsi andare alle emozioni, dice il ministro Nordio. Io non ho mai disobbedito alla norma e non ho intenzione di cominciare a disobbedire alla norma. Credo però che la politica da questo punto di vista una riflessione debba farla. Nessuna disobbedienza, come invocato dal presidente dell'ANCI nazionale Antonio De Caro, ma il sindaco Mario Conte conferma la linea sul tema ormai balcanizzato delle trascrizioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali. Io credo che sia doveroso anche in questo caso mettersi a discutere se sia legale o non legale la maternità surrogata, ma nel momento in cui in alcuni ordinamenti dell'Unione Europea
questa pratica è legale e il bambino, quindi un cuore e un'anima, si presentano davanti agli sportelli dell'anagrafe, io credo che il cuore dei sindaci debba rispondere che prima di tutto viene la tutela dei bambini. Posizione chiara e che ha spiazzato anche alcuni leghisti che tirano in ballo il recente ok del governatore Zaia e della sua giunta alla realizzazione di un centro regionale per il cambio di sesso a Padova. Io rispetto le dichiarazioni di Conte piuttosto che del presidente Zaia che di qualsiasi altro esponente politico su questi temi, però sono temi loro personali che pretendo che non diventino temi che riguardano il partito. E casomai, se mai dovessero diventarlo, penso che queste siano tematiche che debbano essere affrontate all'interno di un congresso. In città a tenere la barra dell'esecutivo Meloni è stato il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, nei giorni scorsi finito nella bufera per aver accostato in un'intervista televisiva maternità surrogata a pedofilia. L'ANCI dovrebbe fare l'ANCI e non invitare a disobbedire rispetto a una legge nazionale. Detto questo, non c'è nessuna discriminazione, i bambini sono al sicuro, anche quelli delle coppie omogenitoriali. Quanto alla linea di Mario Conte, Mollicone è tranchant. È una dinamica amministrativa, poi ci sono le leggi nazionali. Da Venezia interviene anche il ministro alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, rivestendo i panni del giurista. È un tale procedere veloce della tecnologia che vede la legge sempre in ritardo, quindi giusto fare delle leggi, doveroso ottemperarle, ma elaborarle con criteri razionali e senza lasciarsi trascinare dall'emotività. Emozioni o no, per il Partito Democratico si attaccano i diritti per nascondere la polvere sotto il tappeto. Il governo Meloni, in difficoltà su tanti altri fronti, sta provando ad aprire questo fronte ideologico identitario per provare a distrarre le attenzioni su questo, ma è evidente che ci stiamo allineando a paesi come Ungheria e Polonia sul tema dei diritti civili e la situazione è preoccupante. Di certo il dibattito ben si presta alla campagna elettorale di primavera, tenta una via propria il terzo polo. Vogliamo rendere più rapide e più semplici e più facili le adozioni, l'adozione in casi speciali? Io per esempio sono favorevole, sono d'accordo, ma naturalmente non mi si chieda di violare la legge perché su quello non sono d'accordo. Quindi la trascrizione automatica in realtà è una trascrizione in violazione della legge. Avete visto il ministro Carlo Nordio poco fa, ministro che era a Venezia per la firma di un protocollo unico in Italia per combattere l'esodo che colpisce la città anche nel campo del personale degli uffici giudiziari. A Venezia nessuno vuol venire perché è una città notoriamente più cara, quindi o diminuiamo i costi o aumentiamo gli stipendi. Comune di Venezia e Ministero della Giustizia hanno sottoscritto a Cafarsetti un protocollo d'intesa che assicura appartamenti in affitto a prezzi calmierati per il personale amministrativo degli uffici giudiziari. In Laguna l'amministrazione della giustizia è cronicamente sotto organico. Al momento mancano 80 unità, circa il 40% del personale. Dei 28 funzionari vincitori di concorso assegnati al distretto hanno accettato di venire a Venezia solo in 4. I vincitori dei concorsi non vogliono venire a Venezia per i costi proibitivi della città. E visto che gli stipendi del personale giudiziario non si possono aumentare perché di gabbie salariali non se ne parla, si diminuiranno i costi. A Venezia nessuno vuole venire a lavorare perché è una città molto disagevole e molto costosa. Non parliamo poi se una persona vuole addirittura acquistare un piccolo appartamento, la ristrutturazione costa il doppio rispetto alle altre zone perché devi portare tutto con la carriola. Questi sono problemi concreti che io ho vissuto sulla mia pelle perché avendo fatto per 40 anni il PM a Venezia, al di là che preferisco parlare di filosofia del diritto, però di queste me ne sono occupato. Al momento gli appartamenti disponibili nell'entroterra del Comune di Venezia sono una decina, ma bisogna coprire una trentina di domande. Il Comune si è impegnato a sollecitare e raccogliere anche la disponibilità di alloggi individuati da altri enti. Sarebbe un modello esportabile anche in altre zone della regione, per esempio Treviso, dove c'è un grosso accarezzamento? Sì, noi stiamo già progettando una regionalizzazione di questo protocollo, naturalmente ci vorrà un po' di tempo, ma la via da seguire è quella. Con la cronaca nel Trevigiano, ora vandali al cimitero di Porcellengo di Paese, i carabinieri di Montebelluna identificano e denunciano 2 minorenni.
Un raid in piena regola, quello messo in atto da 2 ragazzini minorenni. Non era la prima volta che arrivavano nella zona intorno al cimitero di Porcellengo, diventata quasi un punto di ritrovo. Una sera di fine febbraio hanno pensato bene di entrare nel piccolo cimitero e senza alcun rispetto per il luogo dove si trovavano, hanno rovesciato vasi, asportato lumini per poi gettarli altrove fino a danneggiare decorazioni funebri. Atti vandalici gravi che hanno indignato cittadini e istituzioni. I carabinieri di Montebelluna, dopo appena un mese, hanno individuato i responsabili di questi atti. Si tratta di ragazzini che ora sono indagati per il reato di vilipendio delle tombe. È una cosa vergognosa, comunque, una cosa vergognosa. Ecco, lei aveva saputo perché in paese si parlava di questo? Sì, si parlava di questo. E che cosa dicevano? Beh, dicevano sempre chi sono, chi non sono. Mi dispiace per i genitori, ma ci vuole. Credo che sia comunque un gesto anche poco rispettoso, in quanto comunque è un luogo anche sacro, quindi voglio dire che sì, è molto brutto quello che è successo, perché non... Il fatto che siano dei minorenni, quindi dei ragazzini. Questo dimostra anche quanto al giorno d'oggi questi ragazzi, secondo me, manca qualcosa. Indagini minuziose dei militari dell'Arma sotto la direzione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che hanno portato a scoprire l'identità dei 2 ragazzini. Minorenni che non solo hanno colpito il cimitero, ma se la sono presa anche con un residente. Secondo una prima ricostruzione, infatti, uno degli autori dell'episodio sacrilego aveva anche preso di mira con lanci di sassi e uova un'abitazione non distante dal cimitero, il cui proprietario, destinatario di epiteti volgari e frasi minacciose, aveva informato tempestivamente i militari dell'Arma degli schiamazzi e delle scorribande serali in quei luoghi di un gruppetto di giovanissimi, ma non solo. Bueno, a mí mi suona il campanello anche alle 11 di sera, anche a mezzanotte, che mi dormo anche poco perché ho un lutto e disturba, sì, non so che altro. Suonano il campanello e poi scappano. Sì, alle volte vengo di là che ho i vetri, li vedo che scappano, come dispetti. Al vaglio dell'autorità giudiziaria minorile i carabinieri hanno sottoposto in particolare le condotte penalmente rilevanti dei 2 ragazzini. Uno dei 2 giovanissimi è ritenuto anche il protagonista dei lanci di oggetti avvenuti secondo le prime evidenze raccolte sia la sera del raid al cimitero sia il giorno successivo, per punire, in qualche misura intimidire, chi aveva segnalato la presenza molesta del gruppetto di ragazzi. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Oggi a Roma il capo dello Stato Sergio Mattarella ha insignito 4 veneti dell'Ordine al Merito della Repubblica. Dal trevigiano Rudy Zanata, che ha fondato l'associazione Sogni per realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi, l'imprenditore vicentino Matteo Marzotto, che finanzia progetti nella lotta alla fibrosi cistica, e le veronesi Carlotta Mancini, che si dedica alla sicurezza stradale dopo la morte della sorella gemella in un incidente, e Francesca Moscato, che sul web e sui social racconta con coraggio la sua disabilità. Si preannuncia una donata storica, quella di metà maggio a Udine. Stiamo parlando di alpini, posti già esauriti da settimane, mentre per l'occasione verrà riaperta l'ex caserma Franceschetto di Cividale, che ospiterà nelle camerate circa 500 penne nere. Adunata che, come sempre, Antenna 3 seguirà con dirette ed appuntamenti dedicati, uno dei quali già domani sera con l'esibizione del Coro dei Cori nel Duomo di Motta di Livenza. Cappello sul cappello che noi portiamo, c'è una lunga penna nera. Immagini del Coro dei Cori nell'esibizione di Oderzo del settembre di 2 anni fa. Penne nere con la mascherina a cantare la speranza per la fine del Covid. E domani sera il Coro dei Cori tornerà in diretta su Antenna 3 per un nuovo concerto. Aspettando l'adunata, il titolo della serata organizzata all'interno del Duomo di Motta di Livenza. Una scaletta che proprio per questo si aprirà, dopo il canto dell'Inno d'Italia, con 3 brani dedicati al sentimento religioso degli alpini. A seguire le penne nere intoneranno altri classici che ricordano i tanti scenari di guerra. Dalle vette dell'Adamello e del Grappa nella Grande Guerra al fronte russo, per ricordare i tanti alpini dispersi che lì riposano ancora.
Il culmine della serata sarà la premiazione del concorso Una canzone per la Dunata, che ci porterà alle tante tappe degli alpini trevigiani che Antenna 3 seguirà con servizi e dirette, per arrivare a metà maggio a Udine con il 94esimo raduno nazionale e a metà giugno con la Triveneta di Belluno. Ma l'appuntamento di domani sarà il preludio di un'altra giornata alpina che Antenna 3 trasmetterà in diretta, il raduno sezionale del 15 aprile, con lo sfilamento lungo le vie di Motta di Livenza per giungere alla Santa Messa sul sagrato della Basilica della Madonna di Miracoli. Appuntamento quindi domani sera alle 21 su Antenna 3, da sempre la TV degli alpini. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. A tutti una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Sabato si allontana la perturbazione e il tempo migliora, ma l'inizio di aprile si prospetta decisamente movimentato. Vediamo insieme il dettaglio. La grafica di sabato 1 aprile ci mostra che sarà più asciutto con tanto sole ovunque. Nel pomeriggio non si escludono tuttavia dei rovesci sui monti, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature in rialzo, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 21 gradi all'incirca, dunque molto gradevoli. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà piuttosto soleggiato, ma nelle ore centrali della giornata saranno possibili deboli piogge sparse in montagna e nelle zone circostanti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Le nubi tenderanno a diradarsi e il tempo sarà soleggiato. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.